Adesso invece la propaganda si comincia a prenderla sul serio. Nasce nell'esercito italiano il servizio P, propaganda. E la propaganda la fanno gli intellettuali migliori che ci sono sul campo. Vengono arruolati in tanti: Prezzolini, Salvemini, Piero Calamandrei, Ardengo Soffici, scrittori, poeti, intellettuali di tutti i tipi, gente in gamba, che la prende sul serio questa cosa e che capisce che ai soldati, appunto, devi cercare di parlare in un certo modo. Devi dirgli delle cose semplici. Dall'altra parte ci sono le donne, andiamo a liberarle prima o poi. Nascono i giornalini per i soldati. Alcuni sono famosi, oggi i collezionisti ne hanno appunto gli scaffali pieni, la Tradotta. Giornalini fatti bene, non roba buttata via. Alla Tradotta collaborano i giornalisti del Corriere della Sera, il che vuole anche dire i disegnatori della Domenica del Corriere e del Corriere dei Piccoli.